Con la dolcezza e la mitezza si ottiene più di quanto si possa fare con la rabbia, l'ostilità e il contrasto. È l'esempio di San Francesco di Sales, vissuto a cavallo tra 5 e 600 e che il vescovo di Chiavari, nella messa per i sordi del territorio, ha presentato come riferimento a cui aspirare. Siamo in un tempo in cui sembra che bisogna essere duri, aspri nei nostri rapporti. Sembra che questo atteggiamento debba essere l'atteggiamento che fa affrontare le difficoltà, considerando spesso gli altri come nemici, come intrusi, come persone che nella nostra vita danno fastidio. Invece San Francesco di Sales ci insegna esattamente l'opposto. San Francesco di Sales, ha proseguito il vescovo, insegnò il Vangelo ad un giovane sordo in un'epoca in cui i disabili erano esclusi, restituendogli una vita dignitosa e forte, di qui l'invito conclusivo. A farci anche noi discepoli in questo modo, cioè a dedicarci a chi ha bisogno, a incontrare il mio prossimo, come chiede Gesù. La messa è stata come sempre partecipata dai sordi del territorio e dalle loro famiglie che hanno potuto seguire la celebrazione nella lingua dei segni. Abbiamo anche invitato per questa occasione il coro Mani Bianche Chiavari Tiguglio, anzi anche Liguria, un coro che sicuramente darà molta emozione a noi persone sorde ma anche agli udenti per far capire che cosa significa essere sordi, e questa è per noi la festa importante. Novità per il 2019 infine per le attività culturali promosse per i sordi. Verrà a Chiavari il 2 marzo, sabato 2 marzo, il professor Daverio che farà una conferenza sulla pittura ligure del 600, e la cosa importante è che questa conferenza sarà in lingua dei segni.